Velocemente un saluto a tutti i premiati, ma soprattutto la nostra riconoscenza alla Regione che in occasione dei 50 anni della Regione ha voluto premiare questi personaggi che hanno fatto carriera nel mondo, che hanno aiutato il Friuli anche economicamente. È stato molto difficile fare la scelta perché ne abbiamo talmente tante, parlo a nome un po' di tutte le associazioni, che tirarne fuori pochi vuol dire escludere degli altri, ma non sono esclusi, a loro va tutta la nostra riconoscenza. Io è la seconda volta che entro in questa sala, sono entrato la prima volta quando è stata inaugurata, era il mitico Paolo Solimbergo seduto al tuo posto là sopra. Sono ritornato volentieri perché con le autorità regionali noi in Friuli dobbiamo collaborare per il bene della Regione, come collaborano, Presidente Serracchiani, tutti questi personaggi che sono qui oggi e i moltissimi che non possono essere qui oggi. Come vedete abbiamo una Presidente giovane, pimpante, che però ha un carattere molto forte e noi confidiamo che questa Regione progredisca, che lei abbia successo, perché se ha successo lei abbiamo successo anche noi. Grazie Presidente Serracchiani, grazie Presidente Iacob, grazie Assessore e ricordiamoci di quale potenza noi abbiamo per il mondo.